Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, come sempre la cronaca a guidare questa edizione del Focus TG con molte notizie di cronaca avvenute questa mattina, nelle scorse ore. Le stiamo raccogliendo proprio in questi momenti con le nostre redazioni. C'è però anche l'attualità come sempre delle bollette, delle difficoltà, delle tasse. Sappiamo l'ingorgo fiscale di dicembre sta creando parecchi problemi. Il meteo. La neve è arrivata in molte zone del Veneto, pare che arriverà anche in altre aree. Stiamo aspettando di poterci collegare con qualcuno che se ne intende, che dovrebbe darci qualche informazione anche riguardo a tutto questo. Le ricorrenze in Veneto di questi giorni, quindi tantissime notizie, ma partiamo subito dalla cronaca. Andiamo a Treviso a vedere una situazione drammatica nelle scuole. Esce dalla classe, sale all'ultimo piano, scavalca il cornicione e rimane lì, in bilico. Terribili attimi sospesi, ma sono quegli istanti che servono ad amici e compagni per dare l'allarme, raggiungerla sul tetto della scuola e salvarla dal gesto estremo. Ancora una volta una studentessa, come accaduto soltanto lunedì scorso a Mogliano. Stavolta lo scenario è un istituto di Treviso. Una diciottenne che sente di non aver più ragione per vivere e che solo grazie alle parole di amici e insegnanti desiste dal suo intento. Un dramma sfiorato, ma resta in primo piano la piaga del disagio giovanile che non accenna a diminuire la sua portata nella Marca. Secondo i dati dell'ULSS 2, dopo il Covid le richieste di aiuto sono raddoppiate rispetto al 2019. Il centro di uno dell'azienda sanitaria contro i disturbi alimentari ha attualmente in cura 450 ragazzi e sono sempre più frequenti le segnalazioni da parte di insegnanti che vedono tra i loro studenti casi di autolesionismo, disagio emotivo e autoisolamento. Rimaniamo nella zona di Treviso perché ieri sera c'è stato a Quinto un incidente stradale. I carabinieri della compagnia di Treviso hanno proceduto ai rilievi di legge a seguito di un sinistro frontale fra una Renault Clio condotta da un 21enne e un furgone Opel condotto invece da un uomo di 37 anni. I conducenti sono stati trasportati dai sanitari in pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, non in pericolo di vita. Stiamo raccogliendo altre informazioni con la nostra redazione per capire bene che cosa è accaduto e soprattutto lo stato di salute delle persone coinvolte. Ora ci spostiamo nel Vicentino, dove c'è stato un arresto per spaccio, un giovane che viaggiava con l'hashish in automobile. Arsiero, un giovane di 23 anni dimorante nella Valle dell'Astico, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso dei controlli sul territorio, hanno fermato un'autovettura con a bordo una coppia di ragazzi. Durante le fasi di identificazione, l'atteggiamento innervosito, apparentemente immotivato del giovane alla guida e soprattutto l'odore inequivocabile uscire dall'auto hanno insospettito gli uomini dell'arma, che hanno approfondito l'ispezione. Il giovane ha quindi consegnato spontaneamente un pezzo di hashish di 45 grammi occultato nella vettura. Un altro quantitativo simile della stessa sostanza è stato inoltre rinvenuto nell'abitazione del 23enne, assieme ad un bilancino di precisione e di materiale utile al confezionamento di dosi. La Procura della Repubblica ha quindi disposto l'arresto domiciliare del ragazzo. Il Tribunale Monocratico di Vicenza ha emesso il provvedimento dell'obbligo di firma e quindi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. E avrebbero agito anche nel Vicentino, ma non solo, si parla di molte altre province del Veneto e del Friuli, due ladri che si erano specializzati nel colpire gli anziani. C'è stata una conferenza stampa nelle scorse ore a Venezia, vediamone gli esiti. I carabinieri di Caorle e Portogruaro hanno fermato due cittadini romeni ritenuti responsabili di una serie di furti in tutto il nord Italia. L'indagine è partita da un furto avvenuto a Caorle lo scorso novembre, ai danni di un'anziana che era stata derubata del portafoglio mentre faceva la spesa. Con il bancomat della vittima i due avrebbero effettuato numerosi prelievi nelle banche di Caorle e anche alcuni acquisti nei negozi. I due, secondo le indagini, si spostavano continuamente nel nord e centro Italia e in Veneto tra le province di Treviso, Padova,
Padova, Verona e Vicenza. Il sistema era sempre lo stesso: prendere di mira gli anziani e rubare loro il portafoglio. I due sono stati identificati nonostante fossero sempre col volto coperto, viaggiando a bordo di un'auto noleggiata da una terza persona. E quando i carabinieri hanno deciso di intervenire, la coppia era all'interno di un supermercato, dove probabilmente stavano cercando un'altra vittima. Fermati e fotosegnalati, si è scoperto che erano già noti alle forze dell'ordine, sempre per gli stessi reati e con lo stesso modo di agire. Visto il pericolo di fuga e di ripetizione del reato e avendo trovato elementi che li collegavano al furto di Caorle, sono stati trasferiti nelle carceri di Padova e Trieste. Torniamo a Vicenza per vedere che cosa sta accadendo in alcune aree della città dove a volte la movida, la cosiddetta movida, si risolve in modo violento. Sospensione della licenza e immediata chiusura del locale. È quanto ha disposto il questore di Vicenza Paolo Sartori nei confronti di un bar di Via Alfieri in città. Un provvedimento della durata di 8 giorni a seguito della reiterazione di persistenti criticità conseguenti ad uno specifico e grave episodio di violenza avvenuto lo scorso 27 ottobre. In quella occasione un gruppo di persone pluripregiudicate aveva violentemente minacciato un avventore del locale minorenne. Gli era stato inoltre impedito con la forza di uscire dal bar dopo essere stato minacciato per asseriti debiti non onorati relativi all'acquisto di droga. In quella stessa sera gli agenti di polizia della squadra volanti, intervenuti a seguito di una segnalazione, avevano identificato 9 persone, 3 delle quali con gravi precedenti penali. Il locale, inoltre, a seguito delle verifiche in ulteriori e periodici controlli effettuati dalle diverse forze dell'ordine, era assiduamente frequentato da soggetti pluripregiudicati per reati di varia natura. Per questo il questore ha ritenuto di dover interrompere una situazione gravemente compromissoria per l'ordine e la sicurezza pubblica, a prescindere dal ruolo e da eventuali responsabilità attribuite ai gestori. L'obiettivo è riportare maggiore tranquillità ai residenti di questa zona, a ridosso del centro storico, a poca distanza da Porta Santa Croce. Rimaniamo in provincia di Vicenza per 3 arresti ai danni di altrettante persone per un sequestro di persona. Su Vizzo, 3 cittadini di origine tunisina sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore su mandato del GIP di Vicenza. Sarebbero loro gli autori del sequestro di persona di un connazionale avvenuto il 10 giugno scorso. La Procura della Repubblica, inoltre, sta procedendo per tentata estorsione, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. Le indagini erano partite la sera stessa del sequestro lampo, a seguito della denuncia della stessa vittima, tornata libera dopo 1 ora e mezza, riportando ferite guaribili in 15 giorni. L'uomo era stato trascinato in un bosco di Brendola, dove sarebbe stato minacciato con asce e coltello. I fatti sono riconducibili a traffici di droga. I 3 soggetti avevano accusato la vittima di aver sottratto una grossa partita di cocaina e, oltre alla sua restituzione, avrebbero tentato di estorcere 3.000 euro come forma di pagamento per il disturbo che aveva provocato. Visto la gravità dei fatti, il pubblico ministero della Procura sui 3 indagati di 34, 35 e 39 anni aveva subito richiesto un'ordinanza di custodia cautelare. Ordinanza che è stata eseguita in momenti distinti. Uno dei 3 si trova tuttora detenuto in carcere, mentre agli altri 2 soggetti sono stati concessi gli arresti domiciliari. Erano stati bloccati dagli agenti della Polizia di Frontiera di Bologna e di Civitavecchia, all'atto del loro rientro in Italia dal loro paese d'origine. Ora ci spostiamo nel veneziano per vedere che cos'è successo. Una donna bengalese è stata aggredita perché indossava il velo. Sono 5 giorni di prognosi refertati dal pronto soccorso di Mestre a Sanuara. La mamma, 29enne bengalese, presa a calci e pugni, quest'ultimi al volto, tra l'occhio e l'orecchio destro, perché indossava il niqab, strappatole violentemente dal viso. L'aggressione mercoledì scorso a Marghera, in via Longhena, La Cita, da parte di una donna italiana sui 40 anni, mentre Sanuara attendeva l'arrivo del marito Arif, imam della scuola coranica per bambini dell'associazione di via Dante a Mestre, sotto casa del padre di lei, a sua volta strattonato e fatto cadere violentemente a terra nel tentativo di prestarle aiuto. Molti presenti, ma nessuno ha cercato di mediare, racconta oggi il portavoce della famiglia, nonché della comunità bengalese mestrina.
Una volta che sono venuto a sapere, io ho invitato la famiglia a esporre una denuncia in quanto è l'unico mezzo che abbiamo per difenderci. Denuncia raccolta dai carabinieri di Mestre. Pare che l'aggressione sia avvenuta davanti agli occhi atterriti del bimbo più piccolo, il secondogenito di Sanuara, rimasto con lei ancora sotto shock. Famiglia che ora, insieme a tutta la comunità bengalese con in testa le donne, sta pensando di organizzare una manifestazione a tutela delle donne che decidono liberamente di indossare il velo, così come riportato nel volantino diramato dopo l'aggressione, perché dicono e scrivono: portare il velo non è un reato. Di sensibilizzare, di far capire la loro posizione, perché fino adesso, da quello che ho visto io in queste città, non c'è mai stato una sensibilizzazione anche di uscita delle donne in giro. Torneremo su questo argomento fra poco, adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi rientriamo e parliamo di meteo. State con noi, torniamo fra pochissimo. Abbiamo visto poco fa il servizio relativo a un'aggressione avvenuta a Marghera ai danni di una donna che portava il velo e sentiamo il racconto di questa persona adesso. Sanuara, intanto come sta oggi? Un po' nervosa. Non può dormire, non può fare niente. Eccola Sanuara coperta dalla testa ai piedi con il suo niqab. Racconta così nella telefonica registrata questo pomeriggio. Racconta ancora sotto shock come il suo bimbo di 5 anni si sia ammalato dall'aggressione. Lui non bene, lui ha febbre. Sì, perché anche lui ha avuto molta paura. Per via del niqab è stata insultata in diverse occasioni, come lei, altre mamme bengalesi. La gente ci chiama fantasma, dice in un italiano stentato. Anche io quando vado fuori, mercato e scuola, tante persone dicono fantasma, come brutta, perché se Italia vai via. Tuttavia mai si sarebbe aspettata una simile aggressione, specie da una donna. Questa è la prima volta. Da quanto tempo indossa il niqab? 8-9 anni. Spiega perché dopo aver vestito per anni all'occidentale ha deciso di indossare il velo. Perché mi piace così. Questa è la mia religione. Cioè lei si sente una donna libera di decidere come vestirsi? Sì, mio vestirsi mi piace. Questa è la mia libertà. Cambiamo decisamente argomento, vediamo l'allarme per una persona che, almeno a quanto sembra, si diverte a sparare ai piccioni in centro a Treviso. Un episodio che può sembrare banale in realtà nasconde un episodio di estrema gravità e maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti del mondo animale, mondo invece che noi abbiamo a cuore e che vogliamo proteggere. Un piccione colpito da un pallino esploso con una carabina ad aria compressa in pieno centro città da qualcuno che l'associazione animalista OIPA definisce senza mezzi termini un folle che si diverte a sparare dalla finestra agli animali. Trovato a inizio novembre con gli arti paralizzati davanti all'ingresso di una banca di Piazza San Leonardo e quindi portato dal veterinario, il malcapitato piccione, poi morto, è risultato dalle lastre avere un pallino conficcato nella spina dorsale che l'ha paralizzato. Un episodio grave, impossibile escludere che il responsabile utilizzi la carabina per colpire anche altre specie, cani, gatti e perché no, degli ignari passanti. Grave, antipatico e tra l'altro è anche un reato, no? Quindi voglio dire, adesso con la polizia locale stiamo facendo gli accertamenti del caso tra mille difficoltà, perché ovviamente non è facile risalire ai responsabili di questo gesto, soprattutto è difficile identificare il luogo dove può essere successo, però insomma
cercheremo di capire i dettagli di quanto è avvenuto. Le guardie zoofile dell'OIPA, raccolta la segnalazione delle volontarie dell'associazione, hanno inoltrato la denuncia alla polizia locale, a cui ora ci si rivolge chiedendo che si vada a fondo al caso. Si tratta di un episodio che ha certamente risvolti di natura penale. Il maltrattamento di animali è un reato severamente punito, peraltro, dalla normativa vigente, con una multa fino a 30.000 euro e la reclusione fino a 18 mesi. Segno che le pene sono aumentate della metà se il reato ha causato la morte dell'animale. Mettiamo da parte per un attimo la pagina della cronaca, pronti a riaprirla ovviamente se dovessero arrivare novità dalle nostre redazioni. Entriamo nella pagina dell'attualità, dell'economia, delle scadenze fiscali, di tutti quelli che possono anche essere visti come problemi che colpiscono sia le famiglie sia le imprese e le amministrazioni comunali. Sentiamo un intervento su questo argomento. Per frenare l'inflazione la BCE ha aumentato i tassi di interesse e questa operazione la riproporrà anche nelle prossime settimane. Decisioni che stanno mettendo in seria difficoltà tantissime piccole imprese, anche nel Veneto, che vedono salire a dismisura i costi fissi con il rischio di scivolare fuori mercato per non essere più in grado di chiudere i bilanci in attivo. Andiamo avanti col nostro telegiornale, andiamo nel Bellunese per una situazione legata al lavoro. Perdere il lavoro oggi con questa situazione economica, con l'inflazione al 12%, con i costi energetici e con un'aspettativa di recessione economica non è certo la migliore delle ipotesi. Un freddo SMS inoltrato a 112 lavoratori con contratti di somministrazione a termine. La nuova frontiera dei licenziamenti oggi corre via telefono, una modalità che sconcerta. Accade alla Epta Costan di Limana, dove dallo scorso 23 novembre i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione. La modalità è quella che l'azienda utilizzatrice comunica alle agenzie di lavoro in somministrazione il mancato rinnovo, le quali provvedono con un SMS a informare il lavoratore che il suo contratto non verrà prorogato. Vani in queste settimane i tentativi dei sindacati di categoria di proporre soluzioni diverse che ricomprendessero tutti i lavoratori anche con fondi di solidarietà. L'azienda le ha rigettate perché le compatibilità aziendali vengono prima delle persone e questo è un dato che non può che amareggiarci. Le storie che abbiamo provato a raccontare sono di persone che per quasi 24 mesi hanno dato un contributo importante a quell'azienda credendo che quel contributo fosse utile per avere poi un contratto a tempo indeterminato. 253 gli esuberi dichiarati, 112 quelli ad oggi privati del rinnovo del contratto secondo criteri del tutto arbitrari che hanno penalizzato i lavoratori prossimi al compimento del tempo determinato, spiega il segretario della FIOM CGIL. Il tema che a noi spiace molto è che richiamerà molto probabilmente persone e lavoratori che hanno una capienza e cioè possono arrivare fino a 24 mesi e non richiamerà invece quelli che sono vicino ai 24 mesi, termine ultimo entro il quale devono essere stabilizzati. Lo stato di agitazione proclamato dai sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL continua. I vertici aziendali e i sindacati hanno manifestato la volontà di impegnarsi nel territorio oltre la mera logica del profitto. I fatti di questi giorni li stanno smentendo. Adesso vediamo se riusciamo con i potenti mezzi che ci vengono forniti da quello che è il sistema attuale in uso da tantissime persone a parlare con Nicolas Faronato di Meteo Bassano del Grappa. Apriamo una parentesi dedicata appunto al meteo, lo vediamo con un'inquadratura decisamente diversa dal solito, non si vede la neve sui rilievi alle sue spalle, ma sappiamo che la neve è scesa, l'abbiamo già vista e potrebbe tornare. Vero Nicolas? Dici bene Ferdinando, a forza di dai ce l'abbiamo fatta, eccoci qua. E sì, neve che è scesa soprattutto nella giornata di ieri. Qui davanti, come hai detto bene tu, alle mie spalle non si vede il colore bianco della neve perché sul versante sud delle Prealpi è scesa a quote purtroppo abbastanza elevate, anche intorno ai 1600-1700 metri, con alcune fasi piovose addirittura fino a Cima Grappa. Ma pensate bene che se ci spostiamo di qualche decina di chilometri più a nord, la neve ad esempio è riuscita ad imbiancare paesi come Feltre, come Fonzaso, come Cismon, come Primolano, come Grigno, paesi che sono a circa 200-300 metri sul livello del mare. Quindi pensate che differenza. Mentre nel versante sud la pianura e i venti più miti ed umidi hanno riscaldato l'aria fino a circa 1700-1600 metri di quota,
Un po' più a nord le montagne hanno fatto proprio da scudo a questa ventilazione più calda ed umida e infatti la neve è praticamente caduta in quasi tutti quanti i fondovalle, non creando tra l'altro anche qualche disagio, perché ad esempio la Valsugana ai confini appunto tra il Veneto e il Trentino era bloccata perché i mezzi pesanti con difficoltà non riuscivano a dimettersi sull'autostrada del Brennero, quindi insomma ha portato anche qualche difficoltà. Noi abbiamo visto, mentre tu parlavi, anche qualche immagine, magari ne vediamo altre con la regia di Alessandro Costacurta, dall'altopiano dei 7 comuni. Asiago in questo momento è sostanzialmente senza neve, ma sappiamo che i rilievi invece più in alto sono ben coperti. Vediamo se riusciamo a vedere un'immagine di Campomulo, ad esempio. Si vede anche la gente che scia, quindi vuol dire che sopra i 1000-1200 metri sull'altopiano per ora rimane ben salda, quindi nella parte, diciamo, non esposta può rimanere la neve. Ma Nicolas, aggiornaci su quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Sì, allora oggi sabato, lo vediamo tutti, è comunque una giornata prettamente instabile con nubi spesso anche molto compatte, qualche nebbia c'è stata in primissima mattina, ma nubi che si sono subito ricompattate, ci sono già di rovesci in atto tra l'altro sulle medie pianure, quindi insomma sintomo che il tempo sta peggiorerà nelle prossime ore, a partire soprattutto dal tardo pomeriggio sera, con quota neve inizialmente anche a quote elevate, quindi sempre oltre i 1.300-1.400 metri. Ma attenzione però, perché dalla nottata entrerà dell'aria ben più fredda dai comparti settentrionali, quindi la quota neve sarà in repentino calo. Avremo addirittura domani domenica, con le ultime precipitazioni, una quota neve che praticamente potrebbe arrivare fino a quote collinari. Quindi aspettiamoci qualche fiocco di neve, forse anche nell'alta pedemontana, ma in genere oltre i 400-600 metri lunedì mattina vedremo i nostri rilievi bianchi praticamente fino in fondovalle, insomma, ecco, fino ai piedi dei paesi della pedemontana. Non si esclude, nel caso i fenomeni persistessero nella giornata di domani domenica, anche tra tardo pomeriggio e la prima serata, di qualche fiocco misto pioggia anche nelle zone più in basso, quindi insomma anche nelle zone del Bassanese, però ovviamente in questo caso non aspettiamoci accumuli degni di nota, se non appunto oltre, come ho detto, i 400-500 metri. Nicolas, prima di lasciarti andare, una domanda su quello che potrebbe succedere la settimana prossima. Le previsioni chiamano, come si suol dire, un abbassamento molto importante delle temperature. Confermi anche tu dal tuo osservatorio questa possibilità? Sì, dice bene, inizierà la settimana con temperature un po' inusuali, anche passate al termine per le nostre zone, perché purtroppo il freddo non si fa spesso vedere. Infatti comunque sarà un freddo che durerà un paio di giorni, cioè, quindi non abituiamoci, capito? Non è una cosa persistente purtroppo. Però attenzione, perché appunto tra lunedì, martedì e forse anche mercoledì, in caso di schiarite notturne, le temperature minime potrebbero scendere anche intorno ai -4, -5 qui in pianura, quindi con forti gelate in montagna, ma gelate importanti anche nelle zone di pianura. Quindi insomma i classici che dicono ancora limonare fora, mi raccomando, portate dentro piante e piantine, perché anche sotto il portico potrebbero soffrirne, ecco. Con questo consiglio, Nicolas, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Aspettiamo i vostri video, le vostre foto, i vostri aggiornamenti di Meteo Bassano e Pedemontana Grappa quando e se dovessero arrivare nevicate importanti sui rilievi del Bassanese e non solo. E ti auguriamo un buon fine settimana. Grazie. Buon fine settimana a voi, ciao a tutti. Noi ringraziamo Nicolas Faronato, abbiamo visto qualche immagine di un altopiano ancora imbiancato, torneremo poi a parlare di quello che sta succedendo sui rilievi del Veneto, ma adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come avevamo promesso, riapriamo la pagina della cronaca perché è arrivata una notizia poco fa dalla nostra redazione di Padova, una notizia tragica. Dopo 5 giorni di agonia si spengono le speranze di salvare il giovane che era caduto dalle scale nella serata di lunedì. Vediamo il servizio.
Simone Ponzoni non ce l'ha fatta. Il suo giovane cuore di 19enne ha lottato per 5 giorni, ma alla fine si è fermato, tanto che i medici dell'ospedale di Padova, dove era stato ricoverato, ne hanno dichiarato la morte. Tutto è accaduto in un lampo nella serata di lunedì, quando il giovane, che viveva in questo condominio di via Marostica nel quartiere Armistizio a Padova, è caduto nella tromba delle scale all'altezza del secondo piano intorno alle 20. Un volo di 10 metri. Simone viveva al terzo piano dello stabile e sembra si fosse dimenticato le chiavi di casa e stesse cercando di rientrare. Simone sembrava essere confuso, avevano raccontato i vicini, i primi a prestargli soccorso. Le indagini sono state condotte dagli agenti della polizia, che hanno escluso un'azione violenta come anche un gesto estremo. Rimaniamo a Padova perché arriva un contributo riguardante un'iniziativa piuttosto particolare. Sono 600 i medici della provincia di Padova che faranno le visite a lume di candela il 15 dicembre per protestare contro il governo. Sentiamo. Un buongiorno da Padova, ci troviamo nell'ambulatorio del dottor Domenico Crisarà, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, al lavoro anche di sabato di ponte. Dottor Crisarà, tocca. No, è giusto, perché diciamo che noi abbiamo questa reperibilità fino alla mattina del sabato e dei prefestivi, e quindi oggi è turno mio e lo faccio più che volentieri. Ascolti dottore, siamo qui però per raccontare quella che sarà una giornata un po' particolare, cioè quella del 15 dicembre, quando nei vostri ambulatori non avremo la luce dei neon, ma visiterete a lume di candela. Questo perché, dottore? Perché come tutti gli altri cittadini, anche i medici di famiglia, hanno avuto l'impatto con l'aumento delle spese energetiche, che è stato anche notevole per ovvi motivi, perché insomma non è soltanto l'illuminazione, ma anche il condizionamento d'estate, il riscaldamento. Il governo sta facendo una serie di provvedimenti per l'aiuto ai professionisti, alle partite IVA come siamo noi, dove si è dimenticato della medicina generale, tenendo conto che, contrariamente agli altri liberi professionisti, noi non possiamo, o alle altre categorie tipo i commercianti, noi non possiamo scaricare l'aumento delle nostre spese sui cittadini o sul sistema, perché noi abbiamo un contratto che è fisso e tra l'altro è fermo dal 2018. Quindi questi importanti aumenti di spesa vanno a cadere, oltre alle altre, vanno a cadere direttamente sui medici. Quindi il fatto che non ci si sia neanche ricordati di noi mette in difficoltà ancora di più la professione, che diventa sempre meno attrattiva sia per i carichi di lavoro, il carico burocratico, ma a questo punto anche per le spese, che rendono praticamente non conveniente e non gratificante fare questo lavoro. Ascolti, abbiamo visto quale sia l'importanza della medicina, del medico di famiglia. Se dovessimo avere avuto ancora una dimostrazione, il Covid ce l'ha ricordato molto bene. Diciamo che dal Covid in poi sulle vostre spalle è caduto molto più lavoro, dottore. Ma certo, basta pensare in questo periodo i contagi del Covid sono a livelli molto alti, siamo a livelli del 2020. Però grazie alle vaccinazioni, grazie a cose, gli ospedali sono vuoti, ma le case, o almeno non sono come erano sotto pressione anni fa, ma le case sono piene di gente col Covid, e tra l'altro che si somma all'influenza, perché non dimentichiamo che noi stiamo assistendo ad un picco mai visto di influenza che ha portato a letto tantissimi padovani e cittadini italiani, e quindi c'è un carico di lavoro ancora superiore, che però viene fatto in silenzio e senza la passerella che di solito si dà ad altre strutture. C'è poi tutto il discorso dell'invecchiamento della popolazione. Immagino che visite domiciliari e anche, il vaccino anche a domicilio incida comunque sulla vostra professione.
Certo, questo sì, ma soprattutto perché, come diceva lei, la popolazione è invecchiata, le popolazioni invecchiate stanno aumentando le assistenze a domicilio e anche sta aumentando in modo esponenziale la presenza negli studi. Abbiamo un aumento delle cronicità, abbiamo anche un arretramento del sistema sanitario nazionale, in cui ancora adesso si vede le difficoltà che si ha l'accesso alle visite specialistiche al secondo livello. E chiaramente tutto questo si ripercuote sull'attività del medico di medicina generale, che per carità di Dio facciamo più che volentieri, basterebbe che ci togliessero dalle scrivanie un po' di carte. Ecco, allora qual è la vostra richiesta forte? Tra l'altro lei rappresenta circa 600 colleghi in questo momento solo per la provincia di Padova, e per fortuna che ci siete, insomma, che non ci sono zone che hanno grossi problemi in questo momento. I problemi cominceranno ad esserci, perché c'è una disaffezione alla professione. Tenga conto che la media dei colleghi che vanno in pensione anticipata si è abbassata a 67 anni, quindi c'è tanta gente che vuole andare via perché i carichi non sono più sopportabili. È necessario un cambiamento. Il cambiamento non è soltanto nell'opera dei medici, che anche loro devono evolvere, ma nella struttura, quindi abbiamo bisogno di personale amministrativo, abbiamo bisogno di personale infermieristico, abbiamo bisogno di supporto che liberi tempo di cura rispetto al tempo della burocrazia e delle attività anche sanitarie che possono essere fatte da altre figure come gli infermieri, gli OSS. Abbiamo bisogno di lavorare in team e su questo ci vogliono gli investimenti veri che né il PNRR né la finanziaria pare vogliano fare. Ecco, allora, se non ci sono altre domande da studio, io ringrazio Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, e da Padova restituisco la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani e suo ospite per questo annuncio, questa importante iniziativa di protesta da parte dei medici di base. Sono molte le categorie in difficoltà in questo periodo, che comunque chiedono attenzione alle istituzioni. Adesso cambiamo decisamente argomento, stravolgiamo un po' la scaletta di questo nostro telegiornale, perché è arrivata una notizia davvero clamorosa, era nell'aria, molti se l'aspettavano, ma insomma non si pensava proprio che andasse a finire così. Vicenza ospiterà la 95esima adunata degli alpini a maggio 2024. Lo dice il sito dell'Associazione Nazionale Alpini, e la città è stata la più votata dal Consiglio Direttivo Nazionale riunitosi 10 dicembre, poco fa, in sede nazionale a Milano. Allora, noi abbiamo già pronto il video della proclamazione, non l'abbiamo ancora visto neppure noi perché è arrivato proprio ora in redazione. C'è il presidente Sebastiano Favero che dà la notizia, lo vediamo assieme, sentiamo cosa dice. Fatemi tenere qua. Allora, visto il ballottaggio che si è svolto tra le sezioni di Biella e la sezione di Vicenza, hanno ottenuto voti Biella 10, Vicenza 13, quindi Vicenza sarà la organizzatrice della Dunata 2024. Auguri a Vicenza e grazie a tutte le altre 3 sezioni che hanno partecipato: Viareggio, Modena e Biella. Chiamo il presidente solo Vincente e tutto. Non serve chiamare nessuno perché Allora, questo era il video pubblicato dagli alpini. Allora, avete sentito, Vicenza vince il ballottaggio con Biella, 13 voti a 10, 2024 la città del Palladio ospiterà la Dunata nazionale degli alpini. È una notizia davvero molto, molto importante. Sappiamo il rapporto fortissimo che c'è da sempre fra il Veneto e le Penne Nere. Voi insomma che ci seguite conoscete anche il rapporto sempre molto forte che c'è fra Rete Veneta, il gruppo Media Nord-Est e le Penne Nere. Ricordiamo, giusto per rinverdire un po' la memoria, il cosiddetto raduno triveneto degli alpini ad Asiago quest'estate, con ore
ore e ore di dirette in edizione straordinaria che hanno confermato ancora una volta l'affetto dei veneti per queste iniziative. Seguiremo come sempre tutto quanto. Adesso c'è da mettere in moto tutta la macchina, la nostra redazione vicentina si sta già occupando di tutto ciò, vedremo quali saranno le novità, quindi importanti novità nel TG Vicenza di questa sera, TG Bassano, ma tutti i telegiornali di Rete Veneta ne parleranno. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena dato una notizia clamorosa, importantissima per il Veneto, ma in particolare per la città di Vicenza, che, lo ribadiamo, ospiterà la Dunata Nazionale degli Alpini nel 2024. La città del Palladio ha vinto il ballottaggio con Biella per 13 voti a 10 in seno al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Alpini, e il presidente Sebastiano Favero ha appena dato l'annuncio quasi in diretta con un video che abbiamo recuperato in tempi record. Quindi Vicenza torna a essere la capitale degli alpini, si mette in moto tutta una macchina davvero interessante di cui parleremo nel corso della nostra informazione. Adesso rientriamo invece nella scaletta del nostro telegiornale, eravamo nella pagina dell'attualità e di quelle che sono le difficoltà che famiglie, imprese, aziende, comuni sono costrette a sopportare in questo momento con l'esplosione dei costi delle materie prime, le bollette e tutto quello che conosciamo. La crisi colpisce anche un monastero trevigiano, dove le monache si sono messe a produrre prosecco per pagare le bollette. Vediamo. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto entrerà servirà innanzitutto per pagare le bollette, che sono altissime. La crisi energetica si fa sentire anche nelle secolari stanze del monastero di San Giacomo di Veglia. E così la ventina di consorelle si sono trovate a fare i conti con aumenti vertiginosi. Il consumo è aumentato di 4 volte purtroppo, perché se mentre pagavamo di gas, non so, 3.000-4.000 euro, è arrivata la bolletta anche di 20.000 euro, quindi sì, abbastanza. Ma le monache non si sono, è il caso di dirlo, perse d'animo e hanno deciso di mettere in vendita il prosecco che da tempo producono all'interno della struttura religiosa e che coltivano personalmente. Mai come adesso, come dire, il detto benedettino ora et labora. Sì, diciamo che adesso viene fuori conosciuto, ma già dentro si viveva da secoli. Però per noi è una grande gioia poter condividere concretamente il nostro lavoro con tutti quanti. Un lavoro tra le vigne che ha prodotto 5.000 bottiglie di prosecco di OCG in una collaborazione laico-religiosa tutta al femminile. Con Madre Aline è nata questa collaborazione che è volta proprio a sostenere e dare valorizzazione al monastero, a sostenerlo anche economicamente, perché comunque il monastero si deve sostenere economicamente perché è molto grande e va mantenuto. Ed è comunque un luogo storico e di cultura di Vittorio Veneto del nostro territorio. Un progetto che per mantenere attivo il monastero metaforicamente trasformerà il prosecco in gas, in un atto sì economico ma soprattutto di fede, sempre sulla scia di chi ha trasformato l'acqua in vino, in quella che in fondo era anche lì sì una crisi, ma da banchetto nuziale. Ora ritorniamo a Padova per ascoltare la segnalazione, la denuncia, lo sfogo di un parrucchiere che dice: da 20 mesi, da tantissimo tempo, non riesco a trovare personale. C'è una fatica costante nel reperire personale qualificato per il nostro settore, una problematica che comunque si estende a tutto il settore dell'artigianato. Acconciatori, saloni di bellezza, settori dove il lavoro non manca ma la difficoltà a trovare personale che poi si fidelizzi esiste. Lo ammette Giancarla Tasso, presidente della categoria benessere di CNA Padova e Rovigo, che conta circa 300 saloni, un mestiere dove la passione resta fondamentale, aggiunge. Noi si lavora di sabato
spesso la formazione del nostro lavoro si fa nei weekend, quindi bisogna che dietro ci sia anche la passione che muove, diciamo, i ragazzi in questo, certamente. Di recente per il comparto è stato siglato un nuovo contratto di lavoro che porterà a un aumento di 70 euro da subito, cui se ne aggiungeranno altri 30 a partire dal prossimo mese di marzo. Nel frattempo le associazioni di categoria puntano sulle scuole. Adesso la nostra professione parte dalle scuole. La scuola è l'ambiente fondamentale dove il ragazzo capisce se ha intrapreso il percorso giusto, va sostenuto e va spiegato come si svolge attualmente il nostro lavoro, la professione. La professione ha avuto una grande evoluzione sia nell'estetica che nel settore della conciatura. Ci sono tecniche innovative, c'è digitalizzazione, è un mondo che garantisce un lavoro. Adesso rimaniamo in ambito economico comunque, perché si parla sempre più spesso delle trivellazioni in Polesine. Qualcuno dice che questa è una decisione che ci spaventa. Parlare di nuove estrazioni che potrebbero mettere in ulteriore difficoltà questo territorio in termini di abbassamento è una soluzione che ci spaventa. Fa pensare che questo commento arrivi da uno degli ingegneri idraulici del Consorzio di Bonifica del Polesine, anche dopo la notizia del tavolo tecnico a Roma con le pressioni dal Veneto perché non si torni ad estrarre. L'ingegnere Laurenti conosce benissimo la situazione del Delta Po, con i cittadini condannati dalle estrazioni a vivere ogni giorno di fatto con una colonna d'acqua alta 4 metri sopra la testa. Tutti i giorni siamo circondati dall'acqua, abbiamo colonne d'acqua sopra la testa e quando va male d'estate sono colonne d'acqua salata. Perché l'abbassamento di terreni e fiumi causato dalle trivellazioni di metano degli anni 50 non sta causando solo il pericolo inondazione, ma anche con la siccità la salinizzazione di tutto il territorio. E parlare di trivellazioni con l'esperienza che abbiamo avuto per noi è una cosa impensabile. Voi avete più paura della siccità o del cuneo salino? Noi abbiamo più paura del cuneo salino, perché in realtà un po' d'acqua dal Po arriva sempre, è proprio il cuneo salino che ci impedisce di usare quel po' d'acqua che arriva. Delta che è anche pesca per un comparto che teme fortemente gli effetti combinati di nuove trivellazioni e cambiamenti climatici. Pare che sia già una cosa che voglia essere calata dall'alto. Io faccio un appello a ricordare ciò che le estrazioni nel passato hanno prodotto su un territorio così fragile come il Delta del Po. Proprio per questo sia il Parco regionale che i sindaci del territorio pongono una domanda a Regione e soprattutto Governo nazionale. Abbiamo un percorso dove c'è stato e abbiamo pagato caro quello che è stato la subsidenza, perché di questo stiamo parlando, e ad oggi ancora diciamo ma quello che è stato il beneficio di togliere il metano in Adriatico negli anni 50-60 è stato sufficiente a pagare l'investimento sociale per mettere in sicurezza il territorio, quali alzare gli argini del Po e dell'Adige, quali rimettere in sesto l'argine a fronte mare perché il mare non entri dentro. Idrovore che ora più che mai stanno costando a queste comunità. E tutti gli anni al nostro consorzio Delta del Po consumiamo 10 milioni di kilowattora all'anno. Per quella che era la tariffa media arrivavamo a pagare circa 2 milioni di euro di energia elettrica annui. I rincari che tutti stiamo vedendo e stiamo subendo hanno portato l'anno 2022 a 3 milioni di euro. Tutto questo in cambio di metano. Andiamo a parlare di un 2% del fabbisogno nazionale, quindi parliamo del nulla. Passiamo ora alla pagina politica, perché il PD del Veneto ha presentato un disegno di legge riguardante l'autonomia, dal quale emergono alcune novità. Vediamo. Il percorso verso l'autonomia differenziata del Veneto fatto dal Partito Democratico è arrivato a Palazzo Madama, dove il senatore Andrea Martella ha depositato la proposta di legge che riassume il lavoro fatto dai Dem Veneti in questi mesi. La proposta definisce norme e tempi e chiede un confronto governo e regione per chiudere la partita che ormai dura da oltre 5 anni. Noi abbiamo indicato il modo per farlo. Va approvata una legge quadro nazionale che garantisca l'unità del Paese, e questa deve essere approvata dal Parlamento. È necessario stabilire i livelli essenziali delle prestazioni per garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini ed è necessario stabilire quelli che sono i fabbisogni standard
per l'attribuzione delle competenze alle varie regioni. Devono essere approvati i LEP, i livelli essenziali di prestazione, fatti sulla base di fabbisogni standard. Quello che chiediamo sostanzialmente, al di là del disegno di legge, è proprio di aprire con tutti i cosiddetti stakeholders regionali una discussione: cos'è che ci serve, cosa ci cambia poi in termini di organizzazione della nostra vita e in termini di efficienza di sistema, in che modo cosa mi comporta in termini di sburocratizzazione. Queste dovrebbero essere le grandi domande. In tema di materie, il PD chiede che ci si concentri sul sostegno al lavoro, impresa e rigenerazione ambientale, che altre materie invece, come per esempio la scuola, vengano escluse. Riteniamo che alcune competenze siano del tutto inattuali e che vadano superate, per esempio la scuola, che è una competenza che deve rimanere statale, e che invece per altre questioni che riguardano il lavoro, la formazione, le politiche per il territorio, l'autonomia sia un processo giusto. Parliamo ora del tetto al contante. L'Italia parla sempre più spesso di questi 5.000 euro, l'Europa addirittura alza la posta. Vediamo cosa sta succedendo. Regole antiriciclaggio e pagamenti in denaro liquido. L'Unione Europea ha deciso, fissando un tetto di 10.000 euro all'uso del contante, questo anche per uniformare la situazione nei vari paesi tra chi un limite non lo aveva e chi lo aveva già fissato, come nel caso dell'Italia. Ed è proprio notizia delle ultime ore da fonti di Palazzo Chigi che il governo italiano, in un'ottica di piena sintonia con il Consiglio europeo, sarebbe deciso a confermare il provvedimento nella manovra che fissa la soglia a 5.000 euro. Decisione questa che tante polemiche aveva suscitato. L'aumento che era stato proposto da parte della maggioranza andava incontro tutta una serie di necessità da parte di imprese, di cittadini, di vita quotidiana. Siamo stati criticati dal primo all'ultimo giorno, fatto salvo oggi l'Unione Europea a dire che il tetto al contante dovrà essere aumentato a 10.000 euro. Bocciano invece la decisione dell'Unione Europea Terzo Polo e Partito Democratico. Il tetto al contante, abbassarlo, è di fatto un regalo che si fa a chi appunto pratica si dà a pratiche elusive, e riteniamo che invece sia cruciale investire su altro per combattere l'evasione fiscale, perché combattere l'evasione fiscale vuol dire anche incamerare risorse che in questo momento servono tantissimo, drammaticamente, alle famiglie, ai lavoratori e ai ceti produttivi. Io penso sia importante viceversa appunto cercare di provare a risolvere questo problema, certamente non soltanto con questa modalità, ma occorrerà individuare altre misure. Dubito che la destra lo faccia finché è al governo, bisognerà che ci pensi qualcun altro, magari dall'opposizione, con delle proposte, se ascoltate, e dall'altra immaginando quando ci sarà un cambio di governo. Restiamo nella pagina politica, vediamo gli appuntamenti del congresso provinciale padovano della Lega. Nervi tesi tra i militanti padovani della Lega che domenica 18 dicembre si vedranno all'Hotel Sheraton per il congresso provinciale, dal quale dovrebbero uscire il nuovo segretario padovano, il direttivo della federazione e i delegati al congresso regionale. La convocazione è stata firmata e le opposte fazioni in campo stanno affilando le loro armi. Di fronte a una candidatura della Lega di governo, del commissario regionale onorevole Alberto Stefani, ai sottosegretari Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, rappresentata da Nicola Pettenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco, per ora c'è l'autocandidatura di un militante della prima ora, Michele Rettore di San Giorgio delle Pertiche. Nella realtà il nome dell'avversario di Pettenuzzo non si conosce ancora. Al lavoro gli amministratori contrari alla linea salviniana, dall'assessore regionale Roberto Marcato al consigliere regionale Fabrizio Boron, con il sostegno di sindaci come Marcello Bano. Dopo l'apertura della fase degli accrediti dalle 9.45 alle 18 le urne resteranno aperte. Una domenica che si annuncia tesa e già riscaldata da polemiche aperte come quella sul regolamento ancora in essere che vieta la candidatura ad assessori e consiglieri regionali, perché dopo Padova il problema resta la gestione veneta del partito, su cui da mesi rumoreggia la base, pronta a fare quadrato su Roberto Marcato come segretario regionale. Cambiamo ancora argomento, periodo di Ponte dell'Immacolata, città d'arte
prese letteralmente d'assalto, turisti che si muovono da tutta Italia e anche dall'estero. Siamo andati a vedere come sta andando, ad esempio, nel centro storico di Bassano. Lungo ponte dell'Immacolata Concezione e mai come quest'anno anche per la città di Bassano la parola d'ordine è rinascita. Nonostante il maltempo in città tanti turisti e visitatori, locali presi d'assalto nella giornata dell'8 dicembre e molto bene anche per gli alberghi. Il ponte dell'Immacolata ha portato finalmente di nuovo un po' di movimento, ce lo aspetteremo anche per le festività natalizie sicuramente, sicuramente sì. Quindi insomma prenotazioni ce ne sono state? Sì, ci sono state prenotazioni e ci saranno prenotazioni per le festività. A Bassano un ottimo traino turistico oggi è la mostra di Antonio Canova, che ha ampiamente superato nelle scorse ore quota 18.000 visitatori in neanche 2 mesi dall'apertura. Visitatori arrivati da tutta Italia e dall'estero. Mi è piaciuta molto, è interessante soprattutto perché fa vedere i vari personaggi che ha ritratto Canova con anche, non so, gli studi, chi fossero, quindi tutto il contesto, diciamo, cioè non solo l'opera, ecco. Dove arrivate? Pavia. Da lontano, sì. Arrivate da? Legnano, provincia di Milano, nord Milano. Siete venuti apposta qui per la mostra? Apposta per la mostra, sì. Siamo partiti presto stamattina, bellissima. Sì, è un grande artista. Cosa le è piaciuto soprattutto? Come ha espresso i visi di tutti i personaggi che ha raffigurato nel marmo. Meravigliosa, da sindrome di Stendhal. Arrivate da? Livorno. Ne avete approfittato per questo lungo ponte? Sì. È la seconda volta che torno in pochi giorni, perché sono stato qui col professor Guderzo e quindi ho accompagnato un'amica brasiliana. Lei arriva da dove? Brasil. Ed è venuta qua apposta a vedere la mostra? Ah, sì, perfetto, isso sim. Gostei muito, fiquei encantada. Adorei. Confermiamo le presenze fortissime in città Bassano in questo ponte, anche questa mattina in occasione pure del mercato settimanale, una città davvero con il pienone, e c'è il pienone anche sull'altopiano dei 7 comuni, già sulle piste aperte. Vediamo. Il ponte dell'Immacolata ha rispettato le promesse e sta portando la neve sull'altopiano dei 7 comuni, dando ufficialmente il via alla stagione turistica invernale. Nelle scorse ore i primi fiocchi sono scesi fino ai paesi e nei fondovalle, per poi assestarsi in modo più deciso sui rilievi per la gioia dei primi turisti, degli appassionati di sport invernali e per la felicità degli operatori che ripongono in questa stagione grandi aspettative. Le nevicate importanti di questi giorni hanno permesso di aprire gli impianti alle Mellette e sul Verena, dove l'8 dicembre si è già visto il primo attesissimo pienone. Restano per ora al palo, in attesa di qualche centimetro di neve in più, gli impianti di risalita del Caberlaba e altre strutture a quote più basse. Aperti anche i centri destinati allo sci da fondo di Campolongo e Campomulo, mentre ci vorrà ancora qualche giorno per l'area del Monte Corno di Lusiana. Già partita in grande stile infine la stagione delle ciaspolate e delle passeggiate nella cartolina da favola delle terre alte vicentine. Il ponte sta infatti portando un flusso turistico di tutto rispetto anche nei mercatini dei paesi dell'altopiano, letteralmente presi d'assalto. E ora amministratori, albergatori, attività ricettive in generale si coccolano la Dama Bianca, che sarà di sicuro richiamo anche per il fine settimana. Dopo anni di difficoltà e con le complicate novità legate al costo dell'energia e alla diminuzione della capacità di spesa delle famiglie, l'intero altopiano vede in questa partenza sprint un segnale di cambiamento. Prima di salutarci, vediamo assieme i dati che riguardano l'emergenza coronavirus in Veneto, perché sono in netto calo i positivi, siamo a un delta di 4.149, quindi i casi attualmente positivi sono sotto le 60.000 unità. Purtroppo sono da segnalare, e questo è un dato su cui bisognerà indagare, addirittura 21 decessi negli ospedali del Veneto, cui vanno aggiunti altri decessi in altre strutture, quindi dovrebbero essere 24 i morti
morti causati dal Covid nelle ultime 24 ore, un dato davvero drammatico. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo notizia importantissima invece che è arrivata praticamente in diretta qui nel Focus TG. 2024 Vicenza ospiterà la Dunata Nazionale degli Alpini. La macchina si è già messa in moto, ne parliamo diffusamente nei nostri telegiornali TG Bassano e TG Vicenza di questa sera. Noi ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi ricordiamo che questa sera andrà in onda alle 23:10 una puntata speciale di itinerari turistici con Piombino Dese e Villa Marcello. Vi auguriamo un buon pomeriggio.